Signor Litterio, dov'è? Non ci posso credere. Aspetti. Stavo scudato a scuzzita, è mondiale. Io ci posso combattere, io adesso esco dai miei panni paludati. Sì. Mi annunci di nuovo. Sì, certo, l'annuncio di nuovo, perché lei è, come si dice nelle televisioni importanti, lei è a sua casa, così. Sì, un poco più importante. Sì, un poco più importante. Scusi. Sì. Vuole che la presento con enfasi? Dico, le ripeto, vuole che la presenti con enfasi? Ma guarda, intanto mi presentasse lei solo, poi me la presenta dopo. A chi? A enfasi, siccome facciamo una cosa apposta, sì. Va bene? Vabbè, la presento da sola, vabbè. Allora, senza enfasi. A enfasi la lascio a casa, però volevo mettergliela un poco di enfasi. Vabbè, insomma, signore e signori, in arrivo dal suo straordinario paese, qui al Teatro ABC, Enrico Guarneri Litterio! Buonasera! Buonasera a lei! Buonasera! Come sta? Buonasera, Giovanosa! Come sta, buon uomo? Buonasera! Eccolo qua per tutti buonasera voi! A tutti. L'attesissimo Litterio sì. Scalisi. Buonasera. Come sta lei? Buonasera, signor Sindaco. Buonasera, visto che c'è il sindaco. Siamo stati a Daci Buonaccorsi a fare proprio Litterio, eh? Certo, buonasera, certo, sono stato a Daci Buonaccorsi. Quel posto bellissimo, in quel vostro teatro all'aperto, bello, molto bello. Sì, Villa Recupero mi pare. Villa Recupero. Tutore Recupero, una cosa del genere. Come sta? Chiamo Roardo, io in memoria. Sì? Certo. Per il resto? Niente, in mezzo alla strada. Ho capito. Come sta? Io sto bene, lei, ma scusi, questi pantaloni frufru, Mi rielavo Carlo Canebba. Devo dire che per un attimo avevo temuto che ci fosse l'impronta del nostro comune amico Carlo Canebba, che salutiamo. Mi passa brutto, ma io l'avevo chiesto in perizoma. Sì. E scusi la curiosità, il perizoma lo indossa o ce lo ha a casa? No, mi fa senso. Perché scusi, diciamolo francamente, poi entriamo nell'argomento previsto. Lei che mutande porta? Lo dica, cioè. Tu vecchia mutanda, tu. Larga un po' di gamba, quello con l'elastichino, sì. Quella la mutanda che ti è chiappa. La culotte, la culotte. Questa che ti commoglia le culotte, le fiancotte, la panciotta, no? Quella. Io per fare un paro di mutande ci vuole una foto di cuscino matrimoniale, sì. Non ci basta. Quindi, signor Carlo Canebba, che gli hai regalato a fare questo perizoma? Vabbè, comunque, ne faccia l'uso che vuole, ma che colore è? Rosa. Giusto. Come la sua camicia, sta cominciando un po'. Questo è lilla e va di moda, questo è lilla, ma comunque non... Ma allora, come andiamo? Ma qua siamo, signora Rosa, e ormai mi sento un poco, io certe volte, questi giovani, mi sento come se... Ne capisce certe volte. Lei non capisce i giovani? Mi stai cominciando a sentire un po' anziano. Beh, insomma, il tempo passa e poi devo dire che la distanza spesso tra noi e i giovani diventa un po' più ampia, però perché non li capisce? L'altro giorno, per esempio, ho sentito che si raccontavano una storiella. Tra di loro? Sì, una barzelletta, si ammazzavano di risate, la fotografia. Sì. Come viene Musnelli? Si raccontavano questa storiella che io non ma se lei me la spiega, anzi mi fa una cosa. Allora, guardi, lei me la racconti, se io la capisco gliela spiego, però non so di che si tratta. Sì. Guardi, io non la capii completamente, si ammazzarono del rosario. Dunque, la storia era questa. Una coppia in viaggio di nozze. E già e sai perché ormai non si sposa più nessuno, per cui due che si sposano, forse per i ragazzi era una notizia divertente. Se ne sono andati a Parigi. A Parigi. Questa coppia era a Parigi. Viaggio di nozze a Parigi. A Parigi. Luna di miele. Luna di miele. Sì. Stavano camminando sopra di Champs-Élysées. Scusi? Sopra i banchini di Champs-Élysées. Pardon? Do viale. Stavano camminando sopra i banchini do viale. Di quale viale? Rut. Di Champs-Élysées. Champs-Élysées. Avete capito? Arrivata a un certo punto, lei, la signora perché era un viaggio di nozze, vede in un negozio un bellissimo paio di occhiali. Ma che sono belli, che sono belli. Me li compri. E chi tu dice, Gioia, te lo compro, non è che siamo a Parigi, che... Che cani scippano nella testa. Sì, expensive. Expensive. All right. Che? Non lo so, che dice lei? Scusi. Lei cosa ha detto? Ho detto expensive.
expensive. Sono costosi. Costosi. Sì. Cari. E ce li ha comprati perché luna di miele, viaggio di nozze. Come fai a dire di no alla tua donna? Come fai quando sei in viaggio? Magari ha passato una parimese. No, non si fa così, non lo dica. Ma ancora in viaggio di nozze. E ci compra questi occhiali. Sì. Questi occhiali, questa se li mette questi occhiali. E dice che appena si mise sti occhiali, vedeva che bello, vedo tutto verde. Tutto verde. Vedo le persone verdi. Vedo il cielo verde. Ci sto vedendo verde. Vedo le strade verdi, Parigi è tutta verde. Vivo in un mondo verde. Basta. E io, sei contenta, cara, sei contenta, cameramo. Passano un po' e chi sta che vede un vestitino. Ma che bello questo vestitino verde, me lo compro questo vestitino verde. Tutto verde. E io dice, guarda amore, io te lo compro, però dice no è verde, e il vestitino è bianco. Siccome tu dici hai l'occhiale, lo vedi verde, però te lo compro, se te l'hai cattare te lo compro. Va bene. E ci ha cattato, e chi di risate. Io dicevo, ma ste carose, ma che minchia c'hanno da ridere? Insomma, lei, che ci ridono? Scusi, lei ci ha messo subito il carico. Io capisco che lei era un po' perplesso, però... Basta, camminano. Dico, lei era basito di fronte a questa cosa? No, ero. Io sono. Ancora oggi? Magari lei, io mi comincio a diventare basito ora, visto che la sto sentendo. No, lei è nato basito. Che vuol dire, scusi? No, io quando sono nato ero sereno. Sereno, ma sempre basito. Ma che cosa vuole dire con basito? No, basito sì, Cuttulindo sempre. Basito, perplesso, un pochettino confuso. Sì. Quasi il rimminghilonito. Bravo. Diciamo, sì. Basta capirsi nella vita. Quindi... Basta, cammina, vedi un altro negozio. Ma che belle queste scarpe verdi, me ne compri queste scarpe verdi. Sì. E che gioia, dire che spesso non ne possiamo fare tante. Comunque te le compro, però guarda che non sono verdi. Le scarpe sono rosse, sotto che stai vedendo verdi perché hai gli occhiali. Li voglio. Si mise subito, ma che belle queste scarpe verdi. Che bello questo vestitino verdi. E che tu senti, va bene, va verdi. Stavano camminando, oh, ma guarda che bello quel cappellino verde, me lo compro, e senti, dici, questa è l'ultima cosa che ti compro, e te lo compro, è di paglia, cioè è giallino e non è verde, però te lo compro perché se lo compro... Sempre siamo in viaggio di nozze, vabbè. Ma che bello sto cappello verde, che bello sto... è rasati. Sempre i ragazzi. Ma che cosa c'hanno da Non lo so, guardi, fino a questo momento non ho capito niente neanche io. Poi la storiella finisce che se ne tornano in albergo, che era e si mettono a letto. A letto? E i risate. Forse i ragazzi sono talmente abituati, forse anche ai rapporti, che mettersi a letto per loro era divertente. Ma io sono spogliato. Sì. Nudo. E sappiamo sopra letto. Sì. Io sono moglie con quegli occhiali, tutto cosa, si spoglia. Se ne stava andando a letto anche lei, dice, fermati. Sì. Dice, vieni a letto, sì. Come ci disse? Vieni a letto, sì. Vieni a letto, sì. Ma l'occhiale, levatilli. Prima che ti pare in citrolo, tu fai fede e tu mangi. Non capì? Io non l'ho capita. Ma io devo dire... Ma che c'hanno da ridere? Ma come che c'hanno da ridere? Scusi, hanno riso anche loro perché l'abbiamo capita tutti. Me la spiega per favore. Ma certo che gliela spiego, anche se gliela... Anche se sei giovane, da chi dovevo cuore un do zucchero, guarda. Ma quello è il cuore allo zucchero perché... 3.500 euro al mese. Lui guadagna 3.500 euro al mese, l'ha capita, quindi è contento. Allora la signora evidentemente aveva questi strani occhiali che le facevano... No, evidentemente, io ti dicevo, c'era questi occhiali. Aveva questi occhiali che le facevano vedere tutto verde. Esatto. Per cui il Signore ha detto, se tu mi guardi nudo, attraverso i tuoi occhiali che ti fanno vedere tutto verde, è possibile che quello che... Due punti, apertura di che quello che io ho lì, tu lo veda verde. Quello che io ho lì, tu lo veda verde. E siccome quello che noi uomini abbiamo lì ha una certa forma, se la signora... Ma io non stai capendo quello, chi è quello? Quello chi è? Senta, lo hanno capito anche i bambini. L'organo. No, noi eravamo da chiesa, che c'entra l'organo? Non c'entra, erano in un albergo. L'arnese. L'arnese. Guardi bene. Guardi. Lei stia con lo sguardo fisso. Io sto fermo. Stia con lo sguardo fisso. Se la signora lo guardava attraverso gli occhiali e lo vedeva verde, lo poteva
cambiare per un citrolo. È bellissimo! Ecco, oh, l'ha capito anche lui, applauso, l'ha capito. L'ha capito anche lui, l'ha capito. È bellissimo. Bellissima. Bella. Niente. Ha capito? C'è il doppio senso, Niente, fare un citrolo. Ha visto? Certo, perché vuol dire che io non mi comunire su un citrolo. Certo, perché la signora vedeva tutto per i ragazzi, pensando a queste cose. Ci vorrà un peperoncino. Certo.